Beh dai, penso o fine settimana o i primi settimana prossima, prima di Pasqua senz'altro. Qualcuno l'ha già definito il primo tormentone della campagna elettorale di questo 2015, la scelta del presidente della provincia davanti al bivio Tosi-Zaia. Di certo essenziale per il futuro politico di Muraro, stretto tra i vecchi della Lega che non hanno digerito per nulla lo sbilanciamento per Tosi della prima ora e i tosiani sempre meno accomodanti di fronte ai continui tentennamenti. In mezzo ci mettiamo le ultime dichiarazioni sui possibili purghe del governo della provincia e una paventata terza via firmata a Razzapiave e il quadro è completo, o meglio il ventaglio delle possibilità è totale. Strategia, secondo i ben informati, legata ai sondaggi in un borsino dove i voti dell'area moglianese potrebbero fare la differenza. È giusto prenderla tenendo conto di quelle che sono anche le evoluzioni che stanno dando facendo della chiarezza nel mio interno, ma anche nel palcoscenico, nel circuito, nell'agone politico che attualmente esiste nel Veneto. È una bella sfida e sicuramente coinvolge tanto sotto l'aspetto personale, sotto l'aspetto sentimentale, fra virgolette, riferito appunto a partiti, a movimenti, a amici che abbiamo condiviso 20 anni di storia, ma sicuramente è un progetto che vuole guardare verso anche il domani.